Allora, dunque, si parlava di bellezza e di rispetto del paesaggio e del territorio, che è un po' anche il tema che ci porta a discutere con il nostro ospite di oggi, che è Giovanni Prearo. Lo vedo qui già con noi. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, Presidente dei Giovani Costruttori della Veneto. Allora, voi oggi, proprio oggi, partite con un'iniziativa che si chiama il Ciclo del Bello, primo appuntamento a Piazzolla sul Brenta, partendo dalle Ville Venete per ragionare di paesaggio, giusto? Sì, è un ciclo, si compone di 4 appuntamenti. Il nostro obiettivo che ci siamo dati come giovani è quello di sensibilizzare la cittadinanza e l'opinione pubblica circa il ruolo e la figura del costruttore edile. Visiteremo queste magnifiche ville venete, sarà itinerante in tutta la regione, e da lì partiremo per approfondire questo tema, ovvero un tempo il costruttore era un partner del progettista e del committente, assieme dialogavano e sentivano questo progetto, ovvero la Villa Veneta, un borgo, una piazza, un castello, come proprio. E la cultura era di base in tutto ciò e il prodotto ne emergeva quindi un fabbricato, un edificio bellissimo, tanto che oggi ancora li possiamo apprezzare. Successivamente andremo anche a parlare di quello che noi come costruttori dovremmo fare oggi per poter migliorare anche la nostra immagine. Allora, vediamo nel frattempo un po' di immagini di Ville Venete. Ricordiamolo, quest'oggi alle 16 siete dove? A Villa Contarini e Piazzola sul Brenta, in provincia di Padova. Evento aperto alla cittadinanza. Esattamente, sì. È anche questo un punto di svolta per noi giovani, perché questo è un appuntamento aperto al pubblico, è stato pubblicizzato in alcuni quotidiani e anche nella nostra pagina Facebook. Perché? Perché desideriamo dialogare con tutti, cioè con la cittadinanza. Perché? Perché tutti diventano committenti nella propria vita, chi di una casa, chi di una fabbrica, chi di un'altra ristrutturazione di un bene di famiglia, e tutti, sia i privati che i pubblici, e quindi come committenze, come stazioni appaltanti, a nostro avviso devono cogliere l'opportunità di questo cambio epocale nel settore delle costruzioni per rivedere il rapporto con il costruttore edile. Ultima domanda, Presidente. Si parla tanto in Veneto, nello specifico, di cementificazione. È un aspetto che anche voi volete tenere con le briglie ben strette, insomma. Certo, perché abbiamo visto i danni che sono stati prodotti in tutti questi tempi. La speculazione porta un risultato modesto e nel breve, ma nel lungo termine l'opera edile resta ai nostri figli e ai nostri nipoti. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di sensibilizzare e di far emergere ciò che è bello lasciare alle future generazioni. Bene, grazie per essere stato con noi, Grazie a lei. Giovanni Prearo, Presidente dei Giovani Costruttori del Veneto.